Fiscalità, innovazione e crescita. Questi i temi chiave del convegno nazionale Anti 2025, organizzato dall'Associazione Italiana Tributisti a Padova. Un'occasione di confronto tra imprese, istituzioni e mondo accademico per discutere come rendere il sistema fiscale più vicino alle reali esigenze del Paese. Riteniamo che che le scelte debbano riguardare anche settorialmente le imprese, nel senso che scelte per il manifatturiero potrebbero non andare bene per il digitale, ma potrebbero intervenire, come stanno intervenendo, lo si sta già facendo, nella riduzione delle aliquote IRES, quindi oppure nell'incentivare la crescita con riorganizzazioni aziendali, fusioni, incorporazioni, come in realtà si sta operando. Già scelte di questo tipo sono state fatte, ma adesso bisogna calarle in una realtà che è diversa ed è in fase evolutiva. Dal dibattito è emersa la richiesta di regole più chiare, incentivi stabili e meno burocrazia per sostenere chi investe in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. L'altra importante sfida è relativa all'accesso al credito. Accesso al credito che molto spesso a fronte di queste difficoltà viene in qualche modo negato agli imprenditori nel momento in cui ne avrebbero più bisogno. Perché da una parte dobbiamo competere e quindi investire, dall'altra parte però dobbiamo presentare bilanci solidi, piani finanziari a lungo termine e business plan, e quando i numeri non sono o non rispettano o non rispecchiano quelle che sono le aspettative delle banche e delle istituzioni, ecco allora che l'imprenditore nuovamente si trova da solo. A spiegare come sta operando il governo italiano l'onorevole Massimo Bitonci, sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Noi cercheremo attraverso i decreti attuativi di concentrare il sistema incentivante, di renderlo strutturale, perché questo è anche un problema degli imprenditori. Gli imprenditori vogliono sapere quanto tempo hanno per acquistare un macchinario o per progredire verso la digitalizzazione o la transizione digitale come transizione 5.0 o industria 4.0. E poi è molto importante che ci siano anche degli incentivi che guardino verso le nuove tecnologie.